Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P. Gruppo APO2S. Ben ritrovati, una nuova puntata di Cronache Trevigiane. Siamo all'Hotel Fior a Castelfranco Veneto. Al mio fianco Egidio Fior, patron di un grandissimo premio, il Radicchio d'Oro, che quest'anno compie 12 anni. Egidio, intanto benvenuto e grazie anzi di averci ospitati. Grazie a voi, perché è sempre un onore avervi qua ospiti. Quindi questo premio quest'anno l'abbiamo un po' personalizzato di più, ti dirò, con personaggi sempre migliori. Quindi noi vogliamo valorizzare soprattutto il radicchio, che è il nostro prodotto, e tutti i prodotti trevigiani del Veneto. Egidio, nasce nel 1999 questo premio, quindi un premio importante che ha visto tanti volti importanti, però quest'anno cambia un po' formula. Si è deciso di ridurre un attimo il numero dei premiati, però per dar loro la possibilità di interagire con il pubblico con un talk show. Certo, allora noi vogliamo coinvolgerli, vogliamo che tra il pubblico gli facciano delle domande specifiche per dire a Biaggi, per il motociclismo mondiale che ha vinto, per Fabrizio Frizzi, presenta questi spettacoli televisivi, quindi è giusto coinvolgere un po' tutti. È giusto coinvolgere un po' tutti, però c'è sempre il momento, tu l'hai un po' accennato prima, l'antipasto, diciamo così, e poi il dessert della serata, dopo questo momento centrale, è dedicato proprio alla cucina, perché possono diventare tutti questi volti noti veri ambasciatori solo se gustano e degustano i prodotti. Certamente vengono premiati anche per questo, perché devono valorizzare i nostri prodotti tipici veneti, quindi soprattutto il radicchio, che è il nostro prodotto locale, quindi vogliamo che portino questo radicchio e che assaggino questi piatti, per dire siamo stati a Castelfranco ad assaggiare una cucina tipica a base di radicchio. E allora Egidio, noi adesso siamo curiosi, andiamo a scoprire tutti questi volti che tu ogni anno riesci a portare a Treviso, nel Trevigiano e a Castelfranco. Il grande merito tuo e dei ristoratori del Radicchio. A te auguriamo una buona serata, ti ringraziamo per l'invito e noi adesso andiamo a fare il nostro lavoro e a scoprire volti noti. Grazie anche a te, grazie a tutti. In occasione delle festività il territorio fa squadra e si stringe attorno ad iniziative di alto valore umano e sociale. È il caso di Ascotrade, che ha pensato ad un regalo davvero speciale. Siamo intervenuti con un, chiamiamolo regalo ai nostri clienti sicuramente, ma un regalo che vuole dare un segnale anche di solidarietà e di aiuto concreto a chi ha bisogno veramente di una mano, e direi che in questi momenti è un gran bel segnale. Un cofanetto contenente la bottiglia di vino Raboso prodotto dai ragazzi dell'Associazione Italiana Persone Down. Ecco un regalo davvero speciale. Nel momento in cui andiamo a regalare una bottiglia, questa è una bottiglia unica, è una bottiglia personalizzata, fatta apposta per quella persona che la riceve. Quella persona sa che questa bottiglia è una bottiglia che viene dall'IPD della marca trevigiana. Un'iniziativa unica. Mette insieme la nostra associazione, la nostra famiglia, mette insieme l'associazione Down della marca trevigiana, dove ci sono nostri ex allievi, mette insieme un'azienda importante del territorio. Sono elementi importanti di una rete che è fondamentale per il mondo della disabilità. Il nostro obiettivo è quello di lavorare con ragazzi e aiutare questi ragazzi a definire il proprio progetto di vita e il proprio progetto professionale quando possibile. Sono 50 le aziende trevigiane che offrono stage ai ragazzi della nostra famiglia dopo un percorso di riabilitazione e di acquisizione di autonomia e competenze. Esperienze che cambiano la visione della vita e del lavoro. Noi abbiamo dei begli esempi da questo punto di vista. Qualche imprenditore che ci dice: sa, il clima in azienda è cambiato nell'area in cui lavora quel ragazzo che ci avete mandato voi, perché i loro colleghi sono diventati molto attenti, molto protettivi qualche volta. Il ragazzo disabile tende a non farsi considerare disabile, per cui spesso non va neanche in bagno per restare dentro la produzione e mantenere i tempi. Sono cose molto belle che si stanno manifestando da questo punto di vista. Questa è stata una bella
occasione per collegarci con Ascotrade e fare una cosa interessante, perché i ragazzi hanno sperimentato l'utilità del loro lavoro. E i progetti a favore dei ragazzi diversamente abili non si fermano qui. Avremo una collaborazione con una nuova cooperativa che avrà come progetto finale la costituzione di un agriturismo, in cui anche i nostri ragazzi potranno essere inseriti per appunto iniziare, anzi continuare la possibilità di un inserimento vero lavorativo, e quindi provare nuove competenze, provare anche nuove mansioni. Aziende, istituzioni, associazioni, cooperative, una fitta trama di relazioni territoriali che sfociano in iniziative importanti. Le aziende del territorio, le aziende pubbliche come lo è la nostra azienda sostanzialmente, si deve impegnare. Noi crediamo fortemente in questo tipo di contributo. Ricordo che abbiamo dato anche a queste due associazioni un piccolo contributo simbolico, ma è il valore che mi piace sottolineare ed è il messaggio che voglio mandare ai nostri clienti, ma un po' a tutto il territorio trevigiano, con gli auguri anche di buone feste a tutti. Ed eccoci con il primo ospite premiato di questa serata, Don Mazzi, un volto veneto conosciuto ma non solo nel Veneto. La sua fama l'ha portato a valicare i confini nazionali. Per il suo impegno dal 1984 una grande operazione a favore dei tossicodipendenti, e adesso si lavora moltissimo invece sulla formazione anche. Sì. Pensa, nell'84 la disperazione, io ero a Milano, Parco Lambro, terrorismo, Parco Lambro, eroina, droga, movimenti studenteschi, era un po'... Adesso mi fa un po' ridere i milanesi spaventati perché adesso Milano è la fine del mondo. Allora sì, era la fine del mondo. Però dopo 25 anni dobbiamo incominciare a pensare di lavorare prima della disperazione. Allora ho detto, i primi 25 anni ho lavorato sui disperati, i prossimi 25 anni, se il Signore mi vuol bene, perché ne ho 80, voglio lavorare con gli adolescenti normali, perché sono quelli che sono più dimenticati, sono quelli che sono più a rischio e che in questo momento hanno una scuola che non li capisce, una famiglia che non ha tempo di stare con loro, il tempo libero che allora era il tempo degli oratori, ma certamente non è più il tempo degli oratori. Allora voglio inventare una scuola diversa, un oratorio diverso e dare una mano ai genitori. E questa è la fatica dei prossimi 25 anni, con permesso del Padre Eterno, del mio padrone. Ecco, dall'amore della sua terra, dalle sue opere nasce in parte il premio di questa sera, un premio alla solidarietà donato dalla Terra Veneta, che le riconosce questo importante merito e questo sforzo profuso sempre nei confronti degli altri. Un premio che ha visto in 12 anni davvero alternarsi volti notissimi dello spettacolo, però un premio che non è vuoto, che non è solo una passerella, giusto? Spero, perché sai, ormai se io dovessi mettere in fila tutte le targhe che mi hanno dato, io credo che l'autostrada Milano-Venezia, va bene, sarebbe piena. E continuo a dire, sentite, datemi meno targhe, datemi una mano. In questo momento ho una quarantina di strutture in Italia, ho 5 nazioni all'estero, bambini di strada, lo Stato che i soldi non li ha, non so se non li abbia o se li usa altrove. Quindi ho bisogno degli amici veneti, perché sono veneto e veronese, e credo che gli amici veneti possono aiutarmi ancora una volta ad essere me stesso, a tribolare di meno per cercare i soldi e avere più tempo per stare con i ragazzi. Grazie Don Mazzi, buona serata. Grazie a voi, ciao. Ci vediamo insieme al prossimo servizio di cronaca e Trevigiano.